Visita oggi al canile Sigma di Siculiana da parte dell'assessore comunale Roberta Lala. La struttura, come si sa, ha una convenzione con il comune di Agrigento per ospitare molti cani che vengono trovati nel territorio comunale. Secondo quello che ha potuto constatare di persona l'assessore Roberta Lala, vengono trattati tutti molto bene e sono stati trovati in buona salute. Una visita all'improvviso. Ci sono anche diversi cuccioli ancora in fase di svezzamento che cercano una famiglia che voglia prenderli con sé. Quando vedono arrivare qualcuno, afferma l'assessore Lala, che li va a trovare, sono molto festosi e vogliosi di coccole. Quando la situazione della pandemia passerà, sarebbe opportuno organizzare delle visite didattiche e familiari in questa struttura. Intanto, al momento, ci si può andare in pochi a vederli e magari adottarli. I cani presenti, è bene precisarlo, sono adottabili e l'adozione è un atto di amore e civiltà. L'assessore Lala ha anche creato autonomamente una pagina di informazione dedicata ai randaggi del comune di Agrigento che ha lo scopo di informare e promuovere le adozioni e le campagne di sensibilizzazione.